E ci troviamo all'ospedale Garibaldi perché quest'oggi c'è una giornata molto molto bella dal punto di vista della solidarietà, ci sarà una raccolta importante dedicata ai bambini, ne parliamo con il vicepresidente dell'associazione Rinascendo, Cristina Privitera, oggi ci racconterà di questa giornata e di tutto quello che accadrà. Buongiorno a tutti, sì, oggi sarà una giornata molto particolare per noi dell'Associazione Rinascendo. Oggi abbiamo deciso di dedicare una giornata per i bambini, sono arrivati tanti giochi da tutte le parti, giochi per questi bambini un po' meno fortunati ricoverati qui in ospedale e il nostro piacere era dare a loro un giorno un po' diverso, con un colore, con giochi, per rendere felici e strappare un sorriso a questi bambini che sono qui ricoverati e che tra l'altro neanche si rendono conto di quello che hanno spesso. Qualche giorno fa è accaduto qualcosa di veramente triste Sì. e tragico, direi, Sì, sì, e sì, sconcertante, direi. sì, 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 però devo dire hanno rubato dei giocattoli che proprio noi volontari avevamo destinato a loro per questa giornata. Però devo dire che da questo brutto episodio ne abbiamo tratto anche qualcosa di bello, perché si sono stretti a noi tante persone, hanno dato tanta solidarietà, quindi sono arrivati giocattoli veramente da tutte le parti. Questa cosa ci ha lasciato veramente felici. Noi saremo qui tutta la giornata, Sì. vedremo un po' quello che succederà e più tardi racconteremo di come questi bambini si sono trovati in questa giornata, regaleremo un sorriso. Salutiamo anche il presidente Sì, Angela dell'associazione. Leonardi, che tra l'altro oggi è una giornata veramente Indaffaratissima. particolare, sì, sono tante persone, tra l'altro la raccolta è stata fatta da talmente tanti enti, tante persone private che sono tutti quanti, in molti sono qui e quindi Angela è con loro, c'è anche Cetti Chiavetta che fa parte del direttivo, insomma siamo qui oggi per loro, per tutti. Ma di cosa si occupa nello specifico Rinascendo? Allora, l'associazione Rinascendo è nata per volere di Angela Leonardi. Noi trattiamo l'endometriosi e comunque l'associazione, visto che il direttivo è tutto al femminile, abbiamo voluto anche abbracciare le malattie oncologiche. Considera Paola che in ospedale abbiamo tanti reparti, abbiamo pediatria, ortopedia, ginecologia, abbracciamo tanti reparti e facciamo compagnia alle persone un po' che sono qui sole, le aiutiamo, li imbocchiamo, quindi l'associazione fa tante cose. C'è anche una pagina Facebook. C'è una pagina Facebook, c'è un sito, proprio c'è il sito dell'associazione. Quindi per saperne di più. Possono andare nella pagina, sì, l'associazione Rinascendo. Io ringrazio Cristina Privitera, grazie a te, a tutta l'associazione Rinascendo e a tutti i volontari che si prodigano affinché si possa regalare oggi un sorriso a chi Io purtroppo non... ringrazio voi che veramente state facendo questo per noi, grazie. Ci troviamo con il direttore generale del Garibaldi, il Sant'Orcito, e vorremmo parlare proprio di questa giornata, di ciò che è accaduto all'interno dell'ospedale e di come si è trasformata da una tragedia, direi, in una giornata di grande solidarietà. Io penso che dobbiamo vedere assolutamente il lato positivo di questa vicenda perché è grandissimo e enorme. Veramente abbiamo cambiato un evento che è assolutamente negativo, un momento che non riusciamo neanche a qualificare perché penso che ci vuole molta miseria per rubare i pazienti malati. Tutto questo però siete riusciti voi tutti, anche gli organi di informazione, a trasformarlo in un momento di grande veramente civiltà. Hanno donato da tutta Italia per compensare il furto dei giocattoli che si è verificato 2 notti fa al Garibaldi, hanno donato da tutta Italia, hanno donato tutti, abbiamo donato questi giocattoli ai nostri bambini e ieri il signor Sindaco ne ha consegnato una piccola parte ai bambini ricoverati nella pediatria per un soccorso pediatrico e abbiamo visto negli occhi di questi bambini che ovviamente soffrono perché sono
in un momento critico della loro vita, la malattia, lo sradicamento dall'abitazione, a casa, dalla famiglia, dalla scuola. Abbiamo visto il sorriso in questi bambini, è stata una cosa che veramente ci ha emozionato. Io penso che donare abbia un grande significato. Mi permettete anche di fare un passaggio che mi sembra assolutamente importante. Ieri ho avuto occasione di dire nella messa che abbiamo celebrato, la messa di Natale, che donare è importante, l'elemosina esiste e anche ha una sua valenza, ma il momento più importante della civiltà dell'uomo sia donare una parte di sé. Io penso che la donazione degli organi, consentire l'espianto degli organi, delle cornee per esempio, ed è la donazione più semplice che si può fare sul paziente deceduto, ma anche la donazione degli organi quando il paziente è assolutamente deceduto, quando è in morte cerebrale, sia il momento di più alta civiltà dell'uomo. Noi dobbiamo continuare a dirlo, a urlarlo, a dire a tutti, alle famiglie, che non ha senso opporsi alla donazione. L'ho detto ieri a messa, stanotte abbiamo fatto 4 prelievi di corna. Questo significa che bisogna veramente informare la gente di questa cosa. Capisco che nel momento in cui si perde un congiunto, l'ultimo dei pensieri è pensare agli altri, però deve diventare il primo e possiamo farlo soprattutto grazie a voi, gli organi di informazione, se voi riuscite a veicolare questo messaggio. Il fatto che stanotte abbiamo prelevato 4 cornee da 4 pazienti significa che veramente un messaggio di questo tipo, se veicolato correttamente, può dare risultato. Ho definito il corpo umano, ognuno di noi, come un moltiplicatore di organi. Ognuno di noi ha la possibilità, nel momento in cui passa da uno stato diverso di vita e di coscienza, secondo del proprio credo, ognuno la pensa come vuole, ognuno di noi ha la possibilità di dare la vita ad altra dozzina di persone, almeno se pensate a quanti sono gli organi, può dare la vista a gente che l'ha perduta, il bene più alto è sicuramente questo. Io penso che il messaggio di Natale nostro debba essere questo: grazie della donazione, continuiamo a donare quello che è possibile donare. Direttore, l'obiettivo dell'associazione Rinascendo è anche un altro molto più grande. Ne parlava prima dell'associazione la presidente Angela Leonardi, l'idea di aprire un centro solidale per garantire veramente un diritto alla salute a tutti. Lei magari a freddo ha detto perché no, magari all'interno di questo ospedale. No, l'ho detto a caldo e lo dico a caldo, perché no, anche all'interno di questo ospedale studiamo e vediamo come fare. Io penso che tutte queste iniziative siano fondamentali. È un momento in cui c'è molta sfiducia anche nei confronti delle istituzioni, nei confronti della burocrazia, con la B minuscola però. C'è sfiducia anche nei confronti dei medici, però sia che i contenziosi nei confronti dei medici e dei chirurghi sono in incremento esponenziale. Bisogna ritornare a stringere questo grande patto fra il paziente, che non è altro da noi, ognuno di noi è paziente, lo siamo costantemente, lo diventeremo, anche i più giovani di noi lo diventeranno, ognuno di noi nella nostra vita diventa paziente. Bisogna stringere nuovamente questo patto di grande fiducia fra l'ospedale e i suoi pazienti. Le associazioni possono dare una grande mano in questa cosa, possono avvicinare, soprattutto avvicinare le classi ovviamente meno abbienti, la gente che meno può alla struttura ospedaliera, cercando di fare tutto il possibile. Io penso che ognuno deve fare il proprio segmento, ognuno deve fare quello che può, anche se poco, ma dalla somma dell'attività di ciascuno di noi, dalla somma dell'attività enorme fatta dal volontariato, possono arrivare grandi risultati. Grazie signora. E siamo qui ancora dall'ospedale Garibaldi per Studio 90 Italia. Ho il grande piacere di parlare con una persona splendida, un discorso meraviglioso. L'associazione tra l'altro Rinascendo tiene moltissimo al dottore Amadio, oncologo medico che vi presento e con il quale ho piacere di parlare di questa giornata e non solo. Benvenuto. Grazie, è piacere veramente mio di essere qui accanto a questa meravigliosa associazione con cui mi spendo volentieri per aiutarli, perché sono veramente persone splendide che aiutano i nostri malati tutti i giorni con il cuore. Per me il volontariato è una cosa importante, perché comunque vale più una carezza che i farmaci che noi possiamo prescrivere. C'è un grande desiderio da parte sua, un nuovo progetto,
ma io spero che l'anno nuovo porti le persone sempre di più a controllarsi, a fare prevenzione, perché nella vita questo è l'unico mezzo per contrastare appunto le malattie, e sicuramente di questo argomento bisogna parlarne sempre più spesso e sensibilizzare sempre di più le persone a fare prevenzione. Parlando invece di oncologia, sappiamo che la prevenzione è molto importante, ecco, cosa suggerisce per il nuovo anno? Beh, innanzitutto le donne sopra i 40 anni, quindi di eseguire, controllarsi da un punto di vista senologico, fare mammografie e tutto il resto. Dopo i 50 anni lì poi il campo diventa un pochettino più complicato, quindi per quanto riguarda la prevenzione dei tumori del colon, per quanto riguarda la prevenzione del tumore alla prostata, non bisogna sempre diffidare da una prevenzione fatta così, ma bensì affidarsi a centri appunto altamente specializzati che sanno come indirizzare la prevenzione, perché non basta solo il PSA per fare prevenzione per questo tipo di tumore. Noi la ringraziamo, auguriamo anche a lei buone feste e a presto. Grazie a voi, arrivederci. Vai. Tanti auguri di buon Natale a tutti 90 Italia e spero che ci vediamo presto. Ciao!